Presidente, quanto è importante a questo punto l'attività di promozione e di comunicazione nel turismo, secondo lei? Guardando anche in altre realtà, in altri paesi o se le dice anche in altre regioni? Allora, fermo restando che se non sei competitivo puoi fare tutta la promozione possibile e immaginabile. Cioè, se io vendo una giacca a 3.000 euro posso fare tutta la promozione possibile e ne venderò ben poche. Detto questo, sono due cose fondamentali, due cose che vanno scisse. Una è la promozione intesa nel senso di venite in vacanza da noi, vi faccio vedere le positività che ci sono, questo e quello eccetera. E questa più è centralizzata meglio è, quindi più la fa la regione e non le singole province che ormai ci sono ancora, non ci sono più, non si capisce bene, o le singole aziende di promozione come ce le ricordiamo noi che adesso stanno diventando le ODG. La promozione oggi come oggi è internazionale, non si tratta più di fare la promozione, cioè fuori di metafora, a Jesolo non deve più andare a Vicenza a pescare i clienti. Jesolo i clienti li pesca in Kazakistan, li pesca in Russia, li pesca in Norvegia, quindi deve saperli pescare. Deve saperli pescare e allora è sciocco che Jesolo vada a Mosca, alla fiera, o a San Pietroburgo alla fiera del turismo, poi ci va con la valigetta, ci va a Caorle e Bibbione arriva in affanno terza con le valigette anche loro. Bisogna andare e promuovere le spiagge della regione del Veneto con le spiagge del Veneto, con le montagne del Veneto. Allora si ottiene che con 100 di spesa si fa promozione a tutto un sistema. Si ottengono notevolissimi risparmi di filiera che consentono di investire sempre di più. Quindi più è centralizzata meglio è. Restituire un ruolo centrale all'Enit perché venite in Italia, noi abbiamo il marchio più forte al mondo. I marchi certo. Sono i marchi più conosciuti al mondo, vabbè, adesso c'è anche la Apple, ma insomma, la Apple, la Ferrari e il Made in Italy. Abbiamo il marchio più conosciuto al mondo, più copiato, più scopiazzato pure male, più imitato, e non lo usiamo. Noi siamo il Made in Italy e quindi il Made in Italy va promosso dal paese. Poi il Veneto è il Veneto e va promosso. Altra cosa è l'accoglienza. L'accoglienza la si fa come? La si fa proponendo eventi, proponendo manifestazioni, proponendo cose. A me piace quando arrivo in un albergo trovarmi il famoso libricino che dicevo prima, il libricino nel quale arrivo, depongo le valigie, dove vado a mangiare stasera? Beh, ci sono 10 ristoranti indicati in questa cosa, no? Voglio carne, voglio pesce, già mi oriento. È vero che ci sono i telefonini, ma è un'altra cosa. Poi scopro che questa sera c'è la fiera ho scoperto che c'è una fiera dello zafferano su in Friuli, tanto per dire ieri, ecco, stasera c'è la fiera dello zafferano, beh mi incuriosisce, vado a vederla, domani c'è un altro evento, dopodomani un altro evento, io devo avere contezza che ho questa panoplia di armi a mia disposizione per non annoiarmi durante il periodo di vacanze. E sembra che da noi sia una cosa impossibile riuscire a realizzare una pianificazione un anno prima di tutte queste cose. Adesso magari un anno prima sono un po' troppo tedesco nel chiederla, ma almeno 2 mesi prima, in modo da sapere per quella settimana, quel weekend che mi faccio, che alternative ho per non rimanere in camera d'albergo ad annoiarmi. Lei ha parlato di Made in Italy e subito mi riallaccio al discorso dell'abusivismo nel settore alberghiero, perché voi avete fatto comunicati su comunicati, iniziative su iniziative. Com'è la situazione e che cosa vuol dire abusivismo? La situazione sfugge sempre più di mano, il problema è che c'è una proliferare, adesso è nella sua esperienza, nella mia esperienza, nell'esperienza di chi ci sta sentendo, che appena, non so, erediti una casa dalla nonna o dalla mamma, arriva subito l'amico che ti suggerisce perché non la metti in affitto per i turisti? Eccola qua, salve, sono un albergatore, cosa ne pensate della casa vacanze e locazioni turistiche? Ci stanno rubando clienti, rovinando un mercato, abbassando i prezzi a dismisura. Ecco, non c'è neanche dirlo. Bravissimo, tempestivo, vedi che gli albergatori sono tempestivi. E il tema è a monte, è ancora più grave della concorrenza che possono fare a noi alberghi. Sicuramente ci fanno concorrenza e sicuramente non ci fa piacere.
Però siccome un governante ha il dovere di vedere gli interessi generali, magari anche a scapito di interessi particolari, qualora lo ritenga, io vi dico solo questo. Abbiamo i nostri centri storici che ormai sono invasi da turisti. Lei ha l'appartamento sotto al quale abita che magari viene affittato correntemente a ragazzi che si imbriagano tutte le sere e lasciano le bottiglie di vodka vuote fuori dalla porta di casa. La cosa più grave è che lei potrebbe avere una riunione di Al-Qaeda nell'appartamento sotto di lei, perché l'abusivismo cosa contempla? Contempla non pagare la tassa di soggiorno, l'essere invisibile, quindi non domandare i documenti e non denunciare le presenze che ha in casa. E questo è gravissimo perché, ripeto, potrebbe avere una riunione di terroristi sotto casa e non ne sa nulla lei, non ne sa nulla il sindaco, che è la prima autorità di ordine pubblico della cittadina. Se lei, che è una lettrice sicuramente attenta, si accorgerà che rispondo per la provincia di Venezia, perché essendo di là queste notizie mi vengono più facilmente a Venezia. In provincia di Venezia saranno fra i 7 e gli 11 casi l'anno di, mi lasci dire anche pirla, ricercati internazionali che si presentano in albergo con il loro documento autentico, per cui loro si presentano alle 5 del pomeriggio, alle 6 arriva la questura, li ingabbia e li porta via. Allora, se negli alberghi dove i ricercati internazionali generalmente sanno di non dover andare, o i ricercati anche capitano. Normali, o i ricercati anche normali, ne pizzicano 7-11 l'anno, solo per la provincia di Venezia, ripeto, immaginarsi. Ma in giro per questi appartamenti abusivi che cosa abbiamo? È da rabbrividire, e questo è il primo argomento, il più serio, il più pericoloso. È inutile che facciamo i posti di blocco, mettiamo in New Jersey davanti agli ingressi delle stradine quando facciamo le manifestazioni, le nostre sagre, le nostre cose, quando in pieno centro città, in un appartamento abusivo, tu puoi avere tutti i foreign fighters che vuoi ospitati in una di queste strutture. Secondo elemento, queste strutture cosa fanno? Lavorando in nero hanno le pulizie che le va a fare? Le va a fare qualcuno ovviamente in nero, quindi hanno anche generato un indotto, una catena di lavoratori dediti a queste cose che sono completamente in nero. Terza cosa, il nero per definizione non paga le tasse, quindi questi signori non pagano le tasse, per forza che sono competitivi col nostro mondo. E qui arrivo all'ultimo, secondo me, degli argomenti, cioè la competizione con gli alberghi, la competizione sleale con gli alberghi. Io che pago le mie tasse, che pago i miei dipendenti, che ho i dipendenti in regola, che soggiaccio a tutta la normativa italiana, non felicissima di soggiacere a certe normative, ma comunque soggiacciamo e sono costi. E ho l'attenzione alle normative antincendio, alle normative antilegionella, a tutte le normative, alla normativa HACCP per quel che riguarda l'alimentare. Dall'altra parte mi trovo della gente che viaggia completamente in nero. La legionella, secondo lei, cosa fa? Se arriva davanti a un appartamento di questi, gira attorno perché è un appartamento abusivo e si presenta al prossimo albergo? No, va anche lì, voglio dire. Normativa antincendio, io non posso pensare di avere delle persone che dormono in un appartamento e non hanno il minimo parametro di sicurezza antincendio, che invece negli alberghi è obbligatorio. È tutta una catena di cose che va a comportare un minor costo per queste persone, conseguentemente un prezzo minore, ma basterebbe solo il fatto di non pagare le tasse e già sei a sconto rispetto a un'altra attività. Dopodiché l'albergatore passa per un ladro, perché l'albergatore ti domanda 100 euro per dormire una notte, mentre lì ti hai un bellissimo appartamento a 60 metri quadri a 50 euro a notte. Però se lei moltiplica questi 50 euro per i 30 giorni, scoprirà che è 4-5 volte l'affitto che potrebbero chiedere per quell'appartamento a una famiglia normale, espellendo tra l'altro le famiglie, fra virgolette, normali, la gente che cerca una casa in affitto, da tutti i centri storici. Ma ci sono, questo è un discorso degli abusivi, ma perché tante volte anche gli albergatori sono contrari a chi dà l'appartamento in affitto, però pagando le tasse, con i famosi Airbnb? No, noi non siamo, la posizione nostra ufficiale ormai è che noi non abbiamo nessuna contrarietà, non abbiamo nulla contro la signora Maria, come la chiamo io, che affitta la cameretta della figlia come B&B perché la figlia è andata all'università, alla camera libera e arrotonda. Assolutamente nulla contro. No, classici appartamenti o camere in strutture. Allora le dico perché gli appartamenti. Allora, noi non siamo contrari a chi
possa affittare anche un appartamento, possa farlo a patto che sia in regola, a patto che paghi le tasse, a patto che faccia questa benedetta denuncia di chi è residente. Il tema del perché gli albergatori sono contrari a priori nei confronti di questo mondo è perché viene spacciato per un mondo tipo Airbnb, ti spaccia l'esperienza in comune. Esperienza in comune un par di ciuffoli, nel senso che sono appartamenti, tu non vai a stare col proprietario, per cui vai a Barcellona e ti trovi dentro una famiglia catalana. No, assolutamente. Ecco, no, vai in un appartamento, ti danno una schedina, al bar sotto ti danno una schedina con la strisci, apri la porta dell'appartamento, non vedi nessuno per 2 giorni, vai via, restituisci la schedina al bar. Il problema è questo, che io dallo Stato, io ho un albergo da una 70ina di camere, io dallo Stato sono considerato un capitalista, ho un capitale, ho un patrimonio, ho un'industria, ho un'azienda, per cui devo soggiacere a tutta una serie di cose. Dall'altra parte, con un'indagine che Federalberghi fa day by day, giorno per giorno, ormai da 2 anni, noi scopriamo ogni giorno Mario che ha 800 appartamenti in Italia, Antonio che ne ha 600, e Maria che ne ha 150, e allora questi sono imprenditori di calibro ben superiore al mio. A questi chiediamo che abbiano perlomeno una partita IVA. Uno che affitta 800 appartamenti non è neanche più un albergo, non ci sono alberghi con 800 camere in Italia. Ecco, quindi questo signore non può essere considerato alla stregua della signora che arrotonda con la stanzetta, certo. Con la stanzetta. E quindi quando si parla appunto di evasione. Chiedo prima di andare in pubblicità, la regia se mi mette in onda il messaggio di prima che non ho letto, che bello lungo. Scusate, io ho una locazione turistica e vi dico che ho gli stessi obblighi di voi albergatori, prendere i documenti, segnalare la questura, tassa di soggiorno eccetera. Ok, facciamo concorrenza, ma non è vero che da noi arrivano terroristi ubriaconi, perché anche questo che dite è concorrenza sleale, faccio contratti di affitto a tutti quanti. Ma vede, questo è un signore che è in regola e quindi nulla questio, lei è completamente escluso, gli rispondo, lei è completamente escluso da questo ragionamento, ma l'avevo già premesso. Quindi è un'altra categoria, insomma si parla di quelli che... Fuori di metafora, stiamo parlando di un 80% di mercato in nero, di cosa stiamo parlando? 80%. Allora io ogni tanto in trasmissioni televisive come la sua, un po' tremando, perché i numeri effettivi ufficiali, non esiste un numero ufficiale del nero turistico. Ho sempre detto a 70 milioni di effettive presenze turistiche nel Veneto ne corrispondono almeno altri 70 milioni di abusive. Ma non lo dicevo con la sicumera con la quale glielo sto dicendo adesso, lo dicevo un po' timidamente, terrorizzato all'idea che qualcuno mi dicesse va là imbecille, non so neanche 10. Ecco. Tutti gli studi che sono stati fatti dal CISET, dalle università, dalle cose, portano a moltiplicare per 3. Mamma mia. Okay? Quindi da 70 milioni di presenze turistiche il Veneto è proiettato a 7, 14, 21 di abusive, più 70, 280 milioni di presenze turistiche. Ma di cosa stiamo parlando? Assolutamente, sono numeri da paura. Non certo di quel signore di prima. Non si chiamano B&B, ma locazioni turistiche. È 4-5 volte l'affitto normale, ma nell'affitto normale non sono comprese bollette, booking, pulizie, eccetera. Sicuramente sì. Quindi c'è questo un altro aspetto. Andiamo subito dopo commentiamo, andiamo subito in pubblicità, poi torniamo insieme.